È scattata nel cuore della notte, alle 3 in punto, un elicottero in volo per vigilare dall'alto, facendo una rapida spola tra Agrigento, Favara, Sciacca e il Monte Cammarata. Poi a terra 400 militari più i carabinieri dello squadrone, l'Iportato Cacciatori Sicilia ed unità cinofile per la ricerca di droga ed esplosivi che hanno fatto simultaneamente irruzione in ville, appartamenti, case di campagna e casolari. In pochi minuti sono scattate le manette ai polsi delle 57 persone coinvolte nell'operazione denominata in codice Montagna. Nel mirino per lo più capi mandamento e capi mafia di Cosa Nostra Agrigentina, quasi tutta la Sicilia interessata dalla retata. I provvedimenti sono stati emessi su richiesta della DDA di Palermo. Le accuse sono a vario titolo quelle di associazione di tipo mafioso o armata finalizzata alle estorsioni e al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Vengono anche contestate l'intestazione fittizia di beni aggravata, lo scambio elettorale politico-mafioso, il concorso esterno in associazione mafiosa e il favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra. L'attività investigativa iniziata a fine 2013 è stata svolta con le più sofisticate tecnologie di intercettazione telefonica e ambientale, con sistemi di localizzazione satellitare e soprattutto con pedinamenti e servizi di osservazione. Secondo gli inquirenti, in un colpo solo è stato decapitato il vertice di Cosa Nostra Agrigentina, facendo piena luce sugli attuali assetti organizzativi e gestionali dei mandamenti mafiosi. Hanno anche documentato l'esistenza di un nuovo mandamento, quello appunto della montagna. Sono stati arrestati capi ed affiliati delle organizzazioni mafiose di Santa Elisabetta, San Biagio Platani, Bivona, Cammarata, San Giovanni Gemini, Favara, Raffadali, Cianciana, Sciacca, Casteltermini, Castronovo di Sicilia, Alessandria della Rocca, Sant'Angelo Muxaro, Palma di Montechiaro, Capizzi, Caltavuturo e Racalmuto. Le telecamere dei carabinieri hanno registrato incontri e riunioni segrete, evidenziando, secondo gli inquirenti, la completa ed attuale interconnessione tra i capi di mandamento e i boss delle famiglie mafiose di quasi tutte le province siciliane e persino esponenti delle interine calabresi. Gli investigatori hanno poi svelato una fitta rete di estorsioni, documentate richieste di pizzo ai danni di 27 società appaltatrici di opere pubbliche di ingente valore. In 10 casi la messa a posto è andata a buon fine, la pretesa andava dai 2.000 ai 20.000 euro. Con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, i carabinieri hanno anche arrestato il sindaco di San Biagio Platani, Santino Sabella, e sospettato di aver preso accordi in occasione delle consultazioni amministrative del maggio del 2014 con i vertici della famiglia mafiosa del posto per concordare le candidature sia a sostegno sia contrapposte. Inoltre è accusato di aver garantito all'organizzazione agevolazioni nella gestione degli appalti pubblici banditi dal comune. Arrestato anche il marito di una consigliera comunale di Cammarata. L'accusa è quella di voto di scambio politico-mafioso. La DDA inoltre ha disposto il sequestro preventivo per un valore di circa 1 milione di euro di 7 società operanti nei settori edili e del movimento terra, nonché delle scommesse e della distribuzione delle slot machine.